Uè, o fevelin di... Si clame Nord-Sud e alle l'ultim talk musical fatto dal rapper furlan DJ Tubet in collaborazione con Elfo, storiche voci dal gruppo calabrese Poeti Onirici. Con questo lavoro, di fatto, i due artisti hanno voluto mettere in musica le caratteristiche dai furlans e che dai calabresi, tanto che metafore rispetto alle differenti maniere di affrontare la vita al nord e al sud Italia, dut cas sempre units, sedi pur in test differencis. Mandi a ducce de bande di Enrico Turloni. Ben chiatazza questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma per cura di Claudia Brugnetta che potesse ascoltare su Radio 1 Rai e anche su internet l'anto sul sito www.fvg.rai.it. Allora, per queste ultime par di settimane, prima dal weekend, così chiamato, Fevelin di questo New Talk di DJ Tubet, naturalmente lo facciamo direttamente con lui, che è al telefono. Mandi Mauro. Mandi a tutti gli ascoltatori. Mauro, perché che non avessi di conosci lui, naturalmente ta vita di ogni dì, Mauro Tubetti in art DJ Tubet. Allora, il significato di questo ultimo single fatto con Elfo, e le storie che voce dal gruppo calabrese Poeti Onirici, quale ise, al di là ovviamente dal giuc, sulle diversità, lingue, dialette, minorancis, ma comunque uniz in ta, fra virgolotis, italianità, te conclamile così. Esatto, allora, caldi si ridi che là l'Italia perché che è, no? Perché non si va sempre dal chiaf che sei un'Italia dal italiano, ma in realtà la bellezza d'Italia è l'Italia des lenghis, l'Italia des differenti robis di mangià, l'Italia des differenti besteutis e plantis, che è un paese con una ricchezza di biodiversità, eccetera, eccetera, un evore, di esempio, preseade a livello che l'hanno da diffur. Che l'anda di dentro mi sono domandato appunto con questo rapporto, con questo nomi, c'è voglia di sei furlans, cioè quale è la caratteristica, l'insieme di robis che definiscono che popolo. Allora andai chiamati su un po' che sono che classici, no? Quindi un popolo contadino, cristiano, nordic, di frontiera emigrante. Però questo elenco, no? Che si chiama a 5 fattori, no? Sì. Quindi le 100 caratteristiche, e la vin ben insomma un po' prima dal terremoto, ma come i furlans sono anche mo queste robe fisse ca o isa un'altra robe costa in scuvi argento, e secondo me che il brano calu dis senza disilu ma dando un tec il sproc tal pratic, no? Io penso che la nuova sfida se di che dall'incontri con le sculture che classiche appunto e sono la stirpe germaniche, slavene o ladine che non sa costruito. Quindi noi partendo di queste basi di Bonacet, con un stile di Bonacet totalmente opposto a quel dal sud, però la sfida le continua, avere queste aperture anche pagnus popoli, perché a manco la mia pare, a manco il tesquelis, spesso sono queste nuove persone che angost di capire al di più di dove che sono venuti a sta e angost di portare in avanti. Per cui il mio dubbi che resta viart anche a tutti gli ascoltatori è di questi 100 robis che a me mi piace un evore e mi piace un evore continuato, tigni duro su chi 100 palezzi. Se non siamo in grado di tigni duro, se non in grado di tigni duro non meno, vino di portare in avanti non meno queste testimonianze e c'è vai al ben e se non vai al pui ben di quel monte pre-terremoto. Allora, facendo una roba, ascoltin si chi sto che dopo magari venga anche un par di minuti per poter dire anche altro. Ascoltin il talk. Monti, mari, laghi, fiumi e fontane, strade dove pare che nulla accada. Freddo come il clima mite passionale, benvenuto nel nord-est dello stivale, tale quale, crudo e concreto e leale, furlano de ceccaleno, le bondi contale, panico niebre stemis, dignitate preieris, farie besoi, sentirsi furlutta lor da voi,
Lasciare conquistare e strisciare, abbandonare periferie italiane al centro del stereopame. Papo contadini cristiani, nord di frontiere migranti, infanti, tipi germaniche, slave, non ladine. Il furlan che se cucchiolendo le porre dei versi si sviccina. Vin pilotti, sfogliare buine cusine. Voi intenderete il nostro modo di parlare, di piacere. Vivrete ricordi del caro umano nell'osteria a bere, furlano. Siamo laboriosi ma quando festeggiamo noi. T'aspettiamo e t'aspettiamo. Nord, sud, nord, sud, nord, sud. Non trovi la differenza, lo stato d'appartenenza, una forma di resilienza che ha scosso la mia coscienza, ma solo quell'uguaglianza che gioca la mia esistenza tra nord, sud, nord, sud, nord, sud. Non trovi la differenza, lo stato d'appartenenza, una forma di resilienza che ha scosso la mia coscienza, ma solo quell'uguaglianza che gioca la mia esistenza. Vengo dal luogo dove il cielo è il colore del mare, dove alla fine d'un tramonto comincia a volare, dove un pensiero più veloce porta a generare qualcosa di speciale, qualcosa di reale. Vengo da sud, tutte le volte che vedi cristiane che si imbazzano, non ti confondere, ma si salutano. Vengo da sud, io vengo da sud, io vengo da sud. Non collegare sud, mafia, criminalità, perché ormai in tutto il mondo non ha identità. Lordare tutte cose, noi mafiosi ne fanno schifo e non abbiamo scusi. Nord-Sud, DJ Tubet featuring Elfo, le storiche voci del gruppo calabrese Poeti Onirici, un talk BL che si può ascoltare anche sul canale YouTube e quindi sentire ascoltare del canale YouTube di DJ Tubet. DJ Tubet, un BL talk con sonorità anni 90 o disares? Sì, alle proprie tipiche, sia la maniera di interpretare il tempo, la velocità del swing e anche naturalmente i vecchi sintetizzatori di che epoca lì. Perché mi sa me di tornare dentro a qualche scuviart che smonda il rap e quindi di rendirlo più ne maravè per me, se no altri più une robe libere, più poetiche, di sei a contatto con la prima volta che mi si avviato il corso intendo queste musiche. Alla fine anche il messaggio di Elfo, anche quel ti dici di non collegare il sud alle mafie e alle criminalità, insomma, no? Gli avanzi fur dai messaggi che possono essere stereotipati anche. Sì, perché che al val per doci micropopui che tengono in penso l'Italia, perché anche noi siamo stereotipati, insomma, come gente che non fa feste, come gente che non è ospitale, che sta sito, ma alle proprie del contrario, no? Che noi vengono un monte a disegno a blocks, facendo fiesta sagre a sbreghe ballon, dopo lavorare sto in sito per lavorare bene, o vengono un po' dato un blocco, invece magari le popolazioni del sud hanno dato in maniera affettuosa, quindi è più fluido, ma le emozioni sono le stesse, se anche l'empatia e anche la maniera di ci di smirare le persone, di calumare di lontano e capire se si può fidarsi con un atteggiamento opposto, ma sempre la fiducia va conquistata per doci, insomma. Insomma, il Friuli e Calabria unirsi simbolicamente attraverso le musiche, ma anche attraverso tante diversità, ma che poi insedi anche motivi per unirsi, ecco. Sì, perché noi fino al sud di un'Europa, noi come Furlans, sino il centro di una grande storia o sino al nord di una piccola Italia, cioè dipende come che si chiale, troppo che si zoom la chiartina e dove c'è poi di un nord e un sud di Alc. C'è prospettive o c'è pensiero sato, insomma, per questo talk? Pensi tu, insomma, di poter pandilo ben o comunque quali sono le tue aspettative? È quel di continuare a far conoscere la lingua furlana anche lei che non le hanno mai sentute, quindi qualche volta si va fuori d'Italia e qualche volta si va dentro d'Italia dai miei viaggi, ma la mia aspettativa è anche che didattica, perché dai miei lavori con la mularia, dai miei lavori con le scuole si può ragionare anche a livello più profondo, magari mostrando qualche chiartina senza nuie, facendo vedere che l'Italia appunto è simile anche come geografia, ma a livello di popoli, di lingue, ogni regione ha manco 3-4 lingue, no? Dopo qualche dono li esclama dialetti, insomma, è una roba giuridica, però ho tantissime lingue. Ad esempio il dialetto calabrese non esiste, la sua zona sarebbe praticamente un siciliano, no? Per cui è stereotipo anche tagliare che altre lingue che non sono così tutelate a livello italiano come la nostra, che è stata studiata e definita bene, no? Viene fuori un mondo che è sempre al particolare, diventa sempre più neroso che si viarce e ti viene sempre di voler sempre più bene, non come al Friuli, ma disegna tutta l'Italia. Vi il weekend allora con DJ Tubet, l'hai ascoltato Nord-Sud su YouTube, sulle pagine di DJ Tubet. Grazie e in bocca al lupo. Grazie anche a Giampaolo Zucchi per il mixer audio, al torneo dopo di misdì, mandi a tutti.